Una buona serata a tutti, è la serata dei quarti di finale per quanto riguarda la Krese League. Si stanno affrontando Barlala in completo bianco contro Grido Libero ovviamente in completo nero. 25 minuti per tempo, 6 minuti, due tempi da 6 minuti in caso di supplementari ed eventualmente calci di rigore. Serata che vedrà seguire Buffeda Pepi Excalibur, poi Panevino San Daniele contro Brada Impex League e Diafana Ops Beer Shop, tutte qui una dietro l'altra sul campo 1. Chiesta la distanza su Crosato, ancora Gelsi con Andrea Maio adesso dal corner. Scambiano i due, tocco di ritorno, Maio sulla linea di fondo. Bello il pallone dentro per Scocchi che viene dimenticato dalla difesa di Grido Libero. Inserimento a fari spenti del capitano, 2:30 sul cronometro, il vantaggio del Barlala. Bello schema da corner questo, ma difesa di Grido Libero un po' troppo aperta. E si sblocca subito allora questo quarto di finale. Deve un po' entrare in partita con tutti i suoi effettivi, la squadra in maglia nera. Ancora Maio, stavolta Scocchi non si inserisce, può provare però da lì. Grandissimo gol di Scocchi, da fermo, da distanza veramente siderale, pesca il jolly. Gabriele Razza non può nulla. Scocchi show in questi primi 6 minuti e mezzo, 2-0 Barlala. La tocco piano, diceva la Gialappas, ha centrato l'incrocio dei pali senza rincorsa, veramente gran battuta col destro del capitano del Barlala. E adesso Grido Libero chiamata a reagire. E Maio può ripartire puntando Milanese. Va sul mancino Maio, supera Milanese, il sinistro che si perde di poco sul fondo. Rischia la terza rete il Barlala. 7 minuti e mezzo, avvio veramente scioccante. Che adesso però prova a spingere di più. Crosato, morbido, verso Percic, dimenticato da tutti. Con un pizzico di timore forse per l'uscita di Vercon che non arriva. E questa è una grande occasione per Grido Libero. Bosco, c'è la partenza di Mandorino con Milanese che va in scivolata, Mandorino però lo supera, attenzione, palla ancora buona per Maio, appoggio per Bosco e salvataggio di Crosato, strepitoso ad evitare il 3-0. Adesso Gelsi, bello il controllo per superare Bettoso, centra in pieno Bosco. Contro Crosato si affida a Maio. Va a puntare Bettoso e Koch, sinistro improvviso, Razza. Grande parata qui del portiere di Grido Libero, anche in bello stile. La risposta dei neri con Steiner che apre di là per Crosato. Può provare a puntare Gelsi, poi invece ci ripensa e si appoggia a Milanese. Crosato, bello il numero su Gelsi. Tocco per Bettoso, pallone di ritorno, ancora Crosato, dentro per Percic, che la manca di pochissimo. Molto bella questa azione di Grido Libero, meritava miglior sorte. Tutto fatto benissimo, è mancata solo, tra virgolette, la correzione decisiva a pochi passi da Vercon. Prova a farsi vedere con più continuità e insistenza, adesso Grido Libero. Deve stare attenta però a lasciare spazi là davanti. Bettoso resiste bene al ritorno di Scocchi, appoggia a Crosato che però non ha spazio. Crosato vuole un numero 2 volte, grande pallonetto, Percic la schiaccia chiedendo poi il fallo. Proteste furenti della squadra di Grido Libero, più in panchina che in campo a dir la verità. Ha lasciato regola del vantaggio, diciamo, Royaz, però Percic ha sparato alto. Gelsi per Bosco che non viene seguito, ha un po' di spazio, eccolo Gelsi servito dall'ottimo tocco di ritorno di Daniele Bosco. Arriva il terzo gol del Barlala. Qui Gelsi propone, poi si lancia in profondità, nessuno lo prende. Il tocco di Bosco riesce a filtrare e davanti al portiere Denis Gelsi non lascia scampo. 3-0 Barlala al 24esimo. Ha sfiorato l'1-2 in più circostanze Grido Libero, però lasciando spazi là dietro. Poi bella frenata su Bosco, Crosato contro 2. Ancora Koch, lungolinea per Bettoso che ha un po' di spazio. Non la mette subito, adesso per Steiner, la palla passa, c'è Percic, Vercon ci mette il corpo. Altra grande occasione, il 5 di Grido Libero, indubbiamente il più pericoloso dei suoi. E ora Milanese.
svetta bene Mandorino e Bosco per il 2 contro 2. E servizio rasoterra per Maio, troppi spazi per far passare il pallone. C'è Mandorino che Mancino ci prova e trova il secondo palo a pochi secondi, pochissimi dall'intervallo. Intervallo che arriva adesso con il gol del 4-0 del Barlala, che mette una pietra importante sulla qualificazione alla semifinale. C'è però ancora tutto il secondo tempo. Grido libero però deve svegliarsi con tutti i suoi effettivi. E allora si ricomincia, 25 minuti più recupero di tempo per Grido libero per provare a rimontare 4 reti. È entrato Mattia Flego al centro della difesa al posto di Mauro Milanese, subito Steiner per provare a iniziare la rimonta. Geroni difende il pallone ma da terra, viene fuori una specie di trattenuta e quindi punizione a 2 in area. Questa è la decisione di Matteo Roiaz. Battuta in velocità, si addormenta qui il Barlala e arriva il gol di Mattia Flego, giocata con astuzia questa di Grido libero. Passano 50 secondi e arriva la prima rete della squadra in maglia nera. Pochi secondi dopo il secondo minuto, adesso Crosato, bella virata su Del Vecchio con la punta del piede di mezza, lo scarto. Grido libero, 2:20 sul cronometro, questo è un gran gol. E poi il tocco di punta a lasciare tutti fuori tempo e centrando anche il 7 alla destra di Vercon, incolpevole. E Vercon prova a suonare la sveglia per i suoi che effettivamente hanno iniziato in maniera molto morbida. Sale Mattia Flego per la battuta, viene incontro Steiner, smista per Crosato. Il pallonetto verso Vercon, Percic traversa da 0 metri di testa. Occasione immediata per il 4-3, intanto piovono palloni in campo, ne basta uno. Traversa clamorosa di Percic, mandato forse fuori tempo dalla leggera deviazione della difesa. Lo scambio con Flego, ancora Razza, lungo verso Percic. Prima c'è Mandorino, poi Maio con Mattia Flego che lotta bene. Appoggia a Marsi che vince per un attimo il rimpallo. Palin, grande controllo del corpo e del pallone e gol da bomber consumato qui da parte di Andrea Palin. Prende posizione come pochi sanno fare e Fredda Razza che accennava all'uscita. Rete importante questa a stoppare il primo tentativo di rimonta di Grido libero. 5-2 Barlala la situazione, anche perché l'inerzia, seppur con 2 gol di svantaggio, era passata totalmente dalla parte della squadra in maglia nera, che adesso vuole subito il -2 con Steiner. Arriva però il raddoppio efficace di Scocchi. Ancora Geroni che può avanzare, ha un po' di spazio il 6. Ancora Geroni dentro per Palin, tocco di ritorno Geroni, la finta per Maio davanti al portiere. Maio, la rete del 6-2 ripristina le distanze dell'intervallo. Qui il Barlala, 6° minuto e poco più della ripresa. Buona la volata in avanti di Manuel Geroni e da una sua finta, credo volontaria a questo punto, è nato lo spazio per Maio. Ricordiamo 3 in rosa, 2 disponibili in campo contemporaneamente. Percic può provarci da fuori, cerca il sinistro, Vercon qui anche con un buon pizzico di fortuna, si rifugia in calcio d'angolo. Pallone tesissimo adesso, Vercon. Flego verso il cuore dell'area Del Vecchio prima di Crosato e ora possibilità di contropiede con Palin. C'è Maio da questa parte, lo pesca Palin, ancora Maio, c'è spazio per incrociare il mancino, ancora tu per tu con Gabriele Razza. Arriva un'altra rete del 7 in maglia bianca e sono 7 anche i gol del Barlala. 10:30 nella ripresa, 7-2 il punteggio e si fa dura adesso per Grido libero che perde un pallone con Flego. Sombrero non a gamba tesa, dice Roiaz, da parte di Daniel Ciave. E passaggio alle semifinali sempre più vicino per il Barlala. Grido libero deve trovare il gol per ricominciare a sperare. Adesso sbaglia Del Vecchio. Crosato per Steiner, dentro per Percic che ha spazio, la sponda per Crosato.
Perché non ha calciato Percic qua davanti a Vercon? Ah, sei mancino? Il destro non va. Grande onestà davvero di Percic, complimenti. Peraltro col destro che non è il suo piede, era uscita anche una bella sponda. C'è spazio per Flego. Percic contro Scocchi. Tocco morbido verso Steiner, che prende spazio su Geroni. Qui grande conclusione di Steiner. E alza in corner con un bellissimo intervento Vercon. Ora battuta tesa, tagliata di Percic. Milanese non riesce a girare al volo per l'intervento di Del Vecchio, che si fa dare il pallone da Maio e riparte. Attenzione Del Vecchio, sinistro. E lui quando ha spazio spesso e volentieri indovina l'angolo giusto, ed è questo il caso. 8-2 a questo punto per il Barlala. Situazione in discesa per i bianchi. 17° minuto, superato da pochi secondi. E finalina e finalissima in programma domenica, non più sabato. Intanto Vercon si deve impegnare sul mancino della distanza di Milanese. Flego per Crosato. Steiner, tocco di ritorno molto bello per Crosato, dentro per Zacchigna di testa. Leggera deviazione di Ciave, la palla sarebbe finita in porta lo stesso. Soddisfazione personale meritata per Grido Libero e per Zacchigna. 23:50 sul cronometro, incornata vincente di Stefano Zacchigna. Rete dell'8-3. Soddisfazione personale che ci voleva. Grido Libero che comunque ha avuto le sue occasioni non solo sul 2-4, anche nel primo tempo almeno 3. Pallonetto di ritorno per Lotto, che di prima propone per Palin. Pallone lungo, sportellate con Silvio Koch, la tiene il numero 11 con una grande giocata, appoggia Wolf e gol più facile del mondo. E arriva il fischio finale di Matteo Royaz. 9-3 per il Barlala, protagonista di un grande primo tempo e poi capace di stoppare sul nascere la rimonta di Grido Libero, che a inizio ripresa sembrava possibile.